Anche la salute mentale va curata e tutelata. Per questo sabato mattina, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, la CGIL insieme a Covisap e AIDSAM hanno organizzato una manifestazione con partenza alle 10 dalla stazione di Venezia Santa Lucia. Per sollecitare la Giunta regionale, il Consiglio regionale e tutte le forze politiche del Veneto a un impegno vero e concreto per incrementare il finanziamento del sistema sanitario pubblico e universale. Siamo in presenza da anni di una crescita del disagio psichico e sociale che sta attraversando tutta la società. Dalle persone più fragili al mondo degli anziani, all'universo giovanile, che interessa sempre di più anche la stessa condizione lavorativa. Per cui sabato chiederemo a tutte le forze istituzionali e politiche di un maggiore investimento sulla salute mentale. Vorremmo far rumore, vorremmo dare degna rappresentanza a coloro che soffrono, che sono silenti, e soprattutto rivendicare dei servizi territoriali, finanziamento e personale adeguate ad una patologia che sempre di più sta aumentando. La prevenzione del disagio psicologico, che coinvolge tutte le età, ma in particolare le fasce di infanzia e adolescenza, va garantita, così come la presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali. La preoccupazione è la riduzione delle risorse allocate alla riabilitazione delle persone con disturbo psichiatrico, nel senso che noi crediamo fortemente nella possibilità che una persona che sia stata colpita da un disturbo psichiatrico possa essere restituita alla società da cui proviene, alla famiglia stessa da cui proviene, riabilitata dal punto di vista funzionale e dal punto di vista anche sociale. Questo vuol dire che per noi è essenziale investire in risorse di cura